Siamo qui a Piazza San Giuseppe, adiacente al Circolo Empedocleo, con il presidente del circolo. Una struttura, quella di cui lei è presidente, che ha un valore storico importante. Adesso c'è un avanzamento dei lavori, si sta costruendo una piazza moderna. Qual è la sua opinione? Non voglio entrare nel merito della modernità o della costruzione della piazza perché non sono cose che competono né a me né ai miei soci. Io intanto sono in rappresentanza di tutti i soci del Circolo Empedocleo e vorrei premettere che il Circolo Empedocleo è una struttura storica sotto tutela della soprintendenza che è stata ridata, è un bene della città, è stato ridato alla città dopo 4 anni e mezzo di lavori di ristrutturazione, per cui è la città che ne deve usufruire. Noi ci troviamo adesso in questa situazione della piazza, ripeto, in cui non vogliamo entrare nel merito, noi chiediamo solo di conoscere quali saranno le nostre peculiarità in seno a questa realizzazione della piazza. Abbiamo fatto 3 lettere agli enti preposti per chiedere notizie su quello che sarà la destinazione della piazza, però non ci hanno dato nessun tipo di risposta ufficiale, ci hanno detto solo ci hanno dato delle assicurazioni verbali, però che ovviamente non hanno nessun fondamento. E allora noi abbiamo chiesto solo ed esclusivamente di conoscere quale sarà quali saranno le vie di utilizzo per l'accesso e per il deflusso anche in situazioni di emergenza dei locali del Circolo Empedocleo, oltre alla salvaguardia della storicità della location.